MDN Veneto incontra Viktoria Vlasovskaja. Benvenuta alla nostra trasmissione. Grazie a voi, grazie dell'invito. Allora, con Vittoria, che è candidata alle prossime regionali in Veneto, tratteremo un argomento che suscita un po' di perplessità e anche ambiguità, perché parliamo di canapa sativa. Vittoria, so che tu ti sei preparata, insomma, in merito a questo argomento, perché insomma suscita un po' di perplessità sull'opinione pubblica, però cerchiamo di dare qualche elemento preciso in modo che non si faccia confusione fra cannabis e canapa sativa, che sono due cose abbastanza diverse, giusto? Giusto. In effetti c'è ancora tanta confusione, ma soprattutto io direi anche dovuta all'ignoranza delle persone, ma molto sfruttata dalle alcuni partiti che proprio giocano su quel fatto lì, che la gente non capisce la differenza tra la canapa e cannabis. Cosa sono questi due? Allora, una è canapa, un'altra è la canapa industriale, cioè canapa sativa. Un'altra cosa è la canapa è la marijuana. Certo. È quella che è stata, questo nome è stato coniato dai messicani, e loro per dividere, diciamo, differenziare due canape, loro ad una hanno dato la marijuana. Allora, dov'è la differenza tra quelle due piante? Perché se guardiamo bene sono molto simili. C'è la differenza nelle foglie, nella composizione del fiore, sì, ma una persona che non è esperta avrà tanta difficoltà di vedere queste differenze. La differenza è nel suo principio attivo, perché queste due piante hanno un principio attivo che sono cannabinoidi. E questo le differenzia, perché c'è un tipo di cannabinoide che si chiama THC e questo è un cannabinoide che è tetraidrocannabinolo. Io poi mi rendo conto che tu hai anche un po' di difficoltà nel pronunciare certi termini, però è importante che si faccia questa differenza, perché la loro provenienza ha dato anche origine a degli usi ben diversi da quelli che si immaginano. Spieghiamo proprio questo aspetto, perché ad esempio le corde, anche in Veneto venivano usate questi elementi. La canapa sativa, quella che contiene un altro che ha abbreviato è CBD, cannabidiolo. Allora, dov'è sta la differenza? Che uno produce effetti psicotici, un'altra no. Allora, quello che non produce questi effetti sulla nostra psiche, questa è la canapa sativa, che viene usata in tanti modi. Canapa viene coltivata e da qua ricaviamo, ma parliamo dei millenni, perché questa canapa veniva usata da tutto il mondo ancora 8.000 anni fa, che in Cina usavano per la produzione, per fare i vestiti. Ma parliamo delle date che sono eccezionali, cioè vuol dire che i nostri conoscevano, sì, gli avi, che loro conoscevano già la canapa e la usavano, perché canapa veniva usata poi nel territorio, anche nel Veneto, nella Serenissima, perché di questo tipo di canapa facevano i teli che venivano usate per le navi, viene usata anche come olio, senza parlare, poi è la carta, cioè tutto quello che noi possiamo estrarre, diciamo, dal canapa viene usato in tanti modi, e noi possiamo sostituire le alberi, che non abbattiamo più le alberi, ma usiamo la canapa per produrre la carta, gli oli, poi senza parlare dell'effetto come medicinale. Questa pianta viene usata in medicina perché cura tante malattie. Se parliamo anche nel 1940, la canapa in Italia aveva un grande
Utilizzo. grande protezione, sì, e, e oltretutto non solo che era seconda nella quantità della produzione, ma era la prima per la sua qualità. Poi con le politiche sbagliate la canapa è stata messa da parte e Certo. abbiamo cominciato a usare altre materie. Esatto, è stata confusa insomma la proprietà psicotica della cannabis con quella propria invece della canapa sativa, che serviva come elemento rispetto Allora, a la tanti altri canapa settori. non è una droga proprio per drogarsi, perché la percentuale è talmente bassa che viene usata solamente per vari benefici. Addirittura viene usata come antinfiammatorio, come calmante, fa bene alle ossa, cioè le sue Le sue proprietà. proprietà terapeutiche sono talmente larghe che veramente, guarda, vale la pena di Di pensare, approfondire insomma questo argomento approfondire, che... sì, e non scambiare due piante che, anche se si assomigliano biologicamente, sono due cose completamente diverse. Parleremo un giorno, parleremo anche della cannabis leggera. Allora io dico che è arrivato il momento proprio di informare le implementare la persone. coltivazione Esatto. della canapa, ma proprio a livello territoriale, e bisogna agevolare, dobbiamo dare uno spazio ad una agricoltura diversa e dare spazio a questa pianta meravigliosa. Io direi così. Certo. D'accordo, allora grazie Vittoria di averci dato questo spunto di riflessione sull'utilizzo della canapa sativa, che anche il movimento al quale tu appartieni e che si presenta alle prossime regionali vuole dare come segnale di informazione costruttiva nei confronti della popolazione. Grazie di essere stata nostra ospite. Grazie a voi, grazie a te Gennaro che mi hai invitato per dare questa informazione. Grazie, grazie mille. E ci riserviamo di poter fare qualche altra chiacchierata su qualche altro argomento, d'accordo? Benissimo, va benissimo. Grazie allora e buona giornata. Grazie, buona giornata a te. Mayday, Mayday, up in shoot, Mayday.